Marino Zozzato funge da vicepresidente della Regione del Veneto e lui si è scelto il tema la cultura come volano per l'internazionalizzazione del sistema socio-economico. Un tema molto importante, sono curioso di capire se riusciamo a trattare questo tema in 3 minuti. Ci provo, intanto porto i ringraziamenti, saluto della Regione Veneto, saluto tutti voi. Ovviamente ho visto ieri il sindaco Borsoni, i saluti anche del sindaco Borsoni che sarà, credo, della nostra punta. In una squadra di calcio ci sono i difensori, i centravanti, i registi, ci vuole la punta, credo che la parola Venezia in qualche modo rappresenti la punta di questa squadra con la quale competiamo. Non è che ho scelto il titolo, non mi piace il titolo nella condivisione, perché credo che mai come in questo momento, forse 4-5 mesi fa, quando siamo partiti, dico 4-5 mesi fa, anche se il progetto nasce 2 anni fa, probabilmente quello che sta succedendo, quello che sta avvenendo in questo momento nel mondo non era così, cioè non guardavamo, diciamo così, alle sponde di Grande d'Italia, all'altra parte del Mediterraneo con l'occhio di oggi. Forse qualcuno di noi potrà immaginare, aspetta a me, fra qualche anno, che la geografia geopolitica del mondo cambi. Forse l'Europa, che ha perso uno spazio in questi anni, tornerà ad essere protagonista. Forse quello che era la serenissima allora i nostri territori qualche centinaio di anni fa torneranno a essere protagonisti in Europa molto più di prima. Siamo di fatto un crocevia. Fino a ieri un crocevia disegnato in Europa per quanto riguardava la mobilità, gli scambi di merci e quant'altro, oggi torniamo a essere un crocevia di natura anche culturale. Credo che tutto il nostro mondo, al di là dell'aspetto cultura, stia pensando in questi giorni che attraverso la bocca del canale di Suez cambierà il ruolo del nord-est rispetto all'Europa. Parliamo di porti, interporti, parliamo di mobilità. Niente di tutto questo non può inserirsi in un progetto culturale. E la cultura da sempre è stato quell'elemento che ha in qualche modo fatto da cappello tutto questo. Allora io credo che la dimensione internazionale del progetto non può che essere tra gli elementi che andremo a costruire. D'altra parte l'Europa stesso, nei criteri di valutazione di un progetto, ti chiede che dimensione europea hai lo stesso, quanto introduci come sistema di cooperazione nel progetto che fai. Cioè a dire, il tema su cui lavoreremo, e credo che io mi complimento con i nostri tecnici che hanno lavorato su un progetto che, lo diceva prima qualcuno, noi siamo un diesel, perché quello che puntiamo è ad arrivare, non fermarci per strada perché magari abbiamo finito il carburante, non costa troppo. E allora credo che la capacità di questa elaborazione sta proprio nell'aver fatto un progetto che contenga in sé questa voglia di sviluppo e di progetto ampio. Cioè noi non stiamo fotografando quello che siamo. L'idea non è fotografare quello che siamo, perché quello che siamo è il meglio che c'è nel mondo. Nessuno al mondo può competere con noi. Il nord-est, con Venezia al centro, se guardiamo i siti UNESCO che l'UNESCO ha scelto nel nostro territorio, siamo i primi in assoluto. E ha scelto solo quelli che sono tanti, perché non poteva scegliere di tutti, perché eravamo troppo. Le ville venete, le ville friulane, i nostri territori, i nostri laghi, i nostri fiumi, tutto quello che abbiamo. Cito quelli, non ho citato quello che c'è già, le Dolomiti, ho saltato i siti che sono quelli che sono già citati, ma quanto ci sarebbe da censire di straordinario? Fra l'altro tutte realtà che ci vedono assieme, e le Dolomiti lo sono in particolare, cioè siti che vedono il progetto capitale della cultura di fatto a casa propria in questo nord-est. E allora siccome noi non vogliamo solo presentare quello che siamo perché è il meglio del mondo, dobbiamo presentare quello che saremo, cioè dire torniamo attorno al modello serenissimo di qualche anno fa sul piano culturale a fare un'idea di progetto, un progetto che veda questo territorio per la sua storia, per la sua qualità, per i suoi uomini, per le sue imprese, perché credo che l'eccellenza nasca in questi nostri territori, un punto di riferimento per il futuro. Su questo costruiremo il nostro progetto. Grazie.